Cari telespettatori, rieccoci insieme come ogni venerdì, supportati dai nostri amici dello SPI-CGIL. Questa volta ci portiamo nel territorio del Polesine, un'area molto interessante con delle peculiarità dal punto di vista sociale. Noi vi faremo uno spaccato della società al femminile per darvi delle informazioni molto interessanti, per conoscere meglio questa realtà, per farla conoscere anche a chi vive questo territorio, i servizi che possono essere a disposizione delle donne anziane, non soltanto, come vengono fruiti, come sono stati fruiti, una ricerca molto interessante che è stata condotta dallo SPI-CGIL. Parleremo anche di consultori, ebbene sì, a chi si rivolgono, che strutture sono, che cosa servono i consultori per le donne anziane, tanti ci chiederanno e lo capirete bene insieme, ma vedremo di capire anche qual è la vita delle persone anziane, delle donne anziane nel territorio del Polesine. È così diversa da quella del territorio del Veneziano, del Vicentino, di altre realtà? Può anche essere di sì, in base a determinati presupposti. Per parlare di questo e quindi fare questo excursus tipicamente, non dico rodigino perché andremo anche altri, il territorio del Polesine è bello, vasto e esteso e ha delle caratteristiche sue particolari, abbiamo Lina Canale, responsabile coordinamento donne SPI-CGIL di Rovigo, grazie di essere qui con noi. E Margaret Crivellari, segretaria SPI-CGIL di Rovigo, grazie anche a lei Margaret. Allora, io vorrei incominciare con Margaret Crivellari per capire, perché ho detto la parola consultorio, che cos'è, quindi lo spieghiamo trasversalmente, non solo le persone anziane ma anche le persone giovani. Cos'è oggi il consultorio alla luce di quando è stato istituito, con che intento è stato istituito, che cos'era una volta? Perché le persone anziane dicono, ai miei tempi il consultorio era quello che adesso certo. Che cos'è? Infatti. Beh, il consultorio è nato infatti 45 anni fa con una legge, la legge 405 del 29 luglio del 75. Questi consultori erano e sono tuttora una tipologia di struttura sanitaria, è una struttura sanitaria e quindi sono governati dalla regione e dalle aziende sanitarie locali. Perché è nato? Perché è stato istituito il consultorio? È stato istituito con la finalità principale di dare un supporto alla salute della donna, principalmente alla maternità, una maternità e una paternità consapevole, in modo che questo supporto venisse dato non solo da parte dei ginecologi, quindi di figure professionali, ma anche da parte di psicologi. Per quale motivo? È interessante capire perché sono nati in un particolare contesto politico e sociale degli anni 70. Ricordiamo che gli anni 70, dal 68, la contestazione giovanile, ma sono stati anche anni molto ricchi di emancipazione femminile e soprattutto i movimenti femministi che hanno portato avanti delle battaglie importanti per l'emancipazione della donna, perché la donna aveva acquistato e stava acquistando una particolare consapevolezza del proprio ruolo nella società e questo ha fatto sì che io mi ricordo quando andavo a Padova e frequentavo appunto l'università a Padova, c'erano questi manifesti lungo le mura, le pareti, insomma le mura della città, che parlavano della pillola anticoncezionale e si diceva che avrebbe provocato dei tumori, quindi era il momento in cui si parlava di contraccezione, era il momento negli anni 70 in cui si parlava di divorzio, si parlava di aborto e quindi tutte quelle
che poi sono diventate leggi di Stato. Infatti il divorzio è stato istituito nel 1970 e poi ci sono stati referendum per l'aborto, che poi è stato istituito nel 78 come legge. Quindi tutti questi movimenti hanno fatto sì che le conseguenze, ecco, dovessero essere in qualche modo affrontate, perché la donna ovviamente doveva essere tutelata da questo punto di vista e dare informazioni corrette soprattutto alle donne nell'uso degli anticoncezionali, dei preservativi, perché allora sì. E non c'era il web, non c'era web e poi anche adesso in televisione non se ne parlava minimamente, esatto, quindi non è che se ne parlasse proprio neanche nelle famiglie, neanche nelle famiglie, perché era un tabù parlare di queste cose. Io ricordo che insomma assolutamente i miei genitori, mia mamma proprio non parlava con me di queste cose, quindi i consultori nascono proprio per dare informazioni corrette e per sostenere la maternità, non solo la maternità e paternità, ma anche il prodotto della maternità, quindi una particolare attenzione anche ai minori e a tutte le problematiche dei minori. Si deve fare anche un passo in avanti quando viene istituita la legge la 194 sull'aborto. Ecco, anche lì i consultori acquistano un ruolo di primaria importanza, perché viene affidato appunto ai consultori e quindi a un'equipe di professionisti un importante compito, che era quello e che è tuttora anche quello di aiutare psicologicamente la donna ad affrontare l'interruzione volontaria della gravidanza. Ricordiamo che questo è un tema molto delicato, quindi tralasciando gli aspetti etici della questione, l'aborto clandestino cioè le donne hanno sempre ricorso all'aborto, ma un aborto clandestino e quindi ecco, adesso cioè, quando l'aborto viene legalizzato ovviamente c'era bisogno di andare incontro di tutelare insomma la salute della donna ulteriormente, perché non era certo una passeggiata per una donna, come non lo è tuttora, affrontare un aborto, e non è detto che venisse agevolata la strada per abortire, assolutamente, ma anche per vedere quali erano le ragioni, perché si andava in un consultorio e la gente, cioè i professionisti, spiegavano e aiutavano la donna ad affrontare quel problema, quella scelta, e magari qualcuna tornava a casa cambiando idea. Ecco, quindi un percorso diciamo di sostegno alla donna in modo particolare. Sono passati 40 anni però. Lei che si ricorda, lei diceva mi ricorda eccetera, ma ai tempi in cui lei andava all'università, studiava, quindi erano tra voi ragazze, era frequentato, cioè, era un punto di riferimento? Poteva essere considerato valido il consultorio, oppure la sua istituzione? Avevo delle amiche che frequentavano, e anch'io ci sono andata per capire l'uso della pillola. Ecco, per capire l'uso della pillola. Perché c'è stato un periodo in cui è stato abbandonato, i consultori sono stati abbandonati. Certo, perché non avendo in casa, in famiglia, delle informazioni e quindi sapendo che c'era il consultorio nel mio paese, che adesso non c'è più, ed è questo anche, stiamo facendo questa indagine proprio perché sono stati eliminati, proprio soppressi dei consultori nei vari punti sanità dei comuni della provincia di Rovigo, almeno della provincia di Rovigo, ma credo in altre anche province del Veneto, e capire per quali motivi sono stati soppressi, quando erano e sono stati e sono dei servizi di prossimità e che sono in rete poi con gli altri servizi socioterritoriali
territoriali del territorio, perché svolgevano proprio e svolgono tuttora una funzione di frontiera tra le istituzioni e la comunità, e l'accesso al consultorio, che è un accesso gratuito, perché anche questo da tenere in considerazione. Perché a carico del Servizio Sanitario Nazionale? Sì, perché sono sostenuti proprio dalle risorse, insomma, del sanitario nazionale, per cui questo accesso anche diretto, diciamo, favoriva anche una consapevolezza, una certo, conoscenza. Una conoscenza. Passa il tempo dalla loro istituzione, Infatti, ci sono momenti di apice, momenti di down in cui cosa è successo? Vediamo un po' di raccontare. È cambiata profondamente, è cambiata la nostra società, il tessuto della società è cambiato da un punto di vista demografico, è cambiato da un punto di vista socio-economico, è cambiato da un punto di vista culturale. Se noi dobbiamo guardare i dati della nostra provincia e del Polesine, della provincia di Rovigo, c'è un alto invecchiamento della popolazione, registriamo dei dati molto più elevati e nel Delta del Po in modo particolare, dei dati molto più elevati rispetto ad altre province del Veneto, noi e la provincia di Belluno, ma credo che noi abbiamo dei dati molto... Abbiamo un indice di invecchiamento che si aggira intorno al 234%. In alcuni comuni, pensi, perché io faccio anche negoziazione sociale con i comuni, in alcuni comuni del Delta ci sono dei picchi che arrivano a 300 anziani rispetto a 100 giovani, cioè vuol dire un 308, per esempio mi viene in mente il comune di Ariano, 308 anziani su 100 giovani, quindi un invecchiamento molto elevato. Poi un altro aspetto che rileviamo è che ci sono più donne vedove, cioè la donna vive più a lungo rispetto all'uomo, e questo che cosa comporta? Che da un lato è un fatto positivo, diciamo, l'invecchiamento della popolazione, purché si viva bene, però dall'altro la donna che rimane vedova ha pensioni molto più basse rispetto a quelle di un uomo. Infatti però la magari media... la questione di reversibilità, di supporto. Adesso anche lì si è inciso molto sulla pensione di reversibilità, che è stato diminuito recentemente, anche sì, è stato fatto anche un lavoro di studio su questo, ed è la pensione di reversibilità è stata ridotta nel tempo, quindi non hanno neanche una buona pensione, e quindi si trovano a dover affrontare dal punto di vista economico problemi legati a patologie croniche legate all'età, e dall'altro anche con le loro pensioni a sostenere figli o nipoti che si trovano anche in condizioni di fragilità economica maggiore rispetto a chi è in pensione. Sembra un assurdo, però è anche così. E quindi rispetto per esempio a pensioni degli uomini che si aggirano intorno ai 1.200 euro di media, una donna arriva ai 680. Ecco, quindi una pensione, diciamo, veramente risicata. Ecco, rilacciandomi al discorso, perché poi vediamo l'indagine che è stata condotta, ma perché parlare di consultori per le donne anziane? Ecco, perché appunto essendo cambiata la società abbiamo ritenuto di vedere se i consultori oggi rispondevano ai bisogni della popolazione anziana, e per questo abbiamo svolto come SPI-CGIL e come coordinamento donne questa indagine, per vedere proprio i reali bisogni della popolazione anziana, e se
trovavano risposte nei consultori. Perché mi viene da sé da pensare, se ci vado per imparare la pillola, per la gravidanza, per l'aborto, una persona anziana dice tutto quello, almeno quello. Non almeno quello, non più da soprattutto poi nel periodo del post-menopausa, della menopausa, che crea ancora un grande disagio alla donna, perché se non ci sono dei sostegni in quella sostegni di carattere diciamo di medicina, sanitario, ma anche di carattere psicologico, la donna in quel periodo diciamo può far insorgere, è a rischio, nel senso che possono insorgere anche delle patologie particolari legate proprio a a disfunzioni legate alla menopausa, insomma. Quindi nei consultori si può trovare anche questo tipo di supporto? Allora, è una proposta. Ecco. È una proposta, perché effettivamente oggi nei consultori esistenti rimasti? Ecco, abbiamo rilevato che non ci sono risposte di questo tipo per le donne anziane. E magari adesso infatti vediamo un pochettino. Se andiamo a vedere un po', capire l'indagine, forse capiamo anche un po' meglio. Allora io chiedo supporto anche delle slide, vediamo un po' la prima slide e chiedo a Lina Canale che ci racconti come nasce questa indagine, perché è stata fatta 2 volte, no? Una volta un po' di anni fa, poi è stata rifatta, se non sbaglio. Nel 2018 abbiamo fatto un'indagine sui bisogni delle donne anziane. E da lì abbiamo avuto è stata un'indagine che è stata fatta non soltanto nella provincia di Rovigo, ma anche a livello regionale come SPI-CGIL. Però nella provincia di Rovigo abbiamo visto appunto che le donne erano soggette, abbiamo indagato su diversi settori e quindi è uscito uno spaccato molto concreto, ecco, della realtà del Polesine e si è visto che le donne soffrivano molto di patologie legate a problemi proprio degenerativi, problemi depressivi, problemi legati alla solitudine, problemi metabolici, quindi aveva una grande, cioè era coinvolta su diversi fronti riguardo alle patologie. Per cui abbiamo pensato come la donna dello SPI-CGIL si rivolge ai consultori. È possibile fare questa indagine e vedere se realmente può trovare delle risposte a livello dei consultori. Perché altrimenti l'alternativa tipica è il medico privato, uno va dal altrimenti è il medico privato. Esatto, quindi non certo la struttura pubblica, insomma. Beh, naturalmente ci sono a livello ambulatoriale, ci sono tutte quante a livello ospedaliero, senz'altro troverà, ma nel territorio specificatamente noi volevamo conoscere, fare questa indagine per capire i reali bisogni delle nostre donne e creare quindi dei percorsi percorsi anche di dare delle indicazioni per rispondere alle esigenze delle donne, ma soprattutto anche capire come questi servizi erano distribuiti nel nostro territorio. Quindi se c'erano o meno. Vediamo un po' la slide numero 3 che è la domanda. È presente un consultorio nel tuo comune, che è un po' il punto primo, perché se stiamo parlando di una cosa che non esiste. Eccola qua. Questa è la prima domanda. È presente un consultorio nel tuo paese? È da dire che a questa indagine ha risposto 194 donne, abbiamo raccolto 194 questionari e appunto, come dicevo prima, è stata una raccolta, un'indagine molto rappresentativa della situazione attuale. Sono donne che hanno un'età dai 60 agli 80 anni, per il 60% conosce il consultorio, però dall'indagine abbiamo visto che il 40% non lo conosce?
Non lo conosce. Tantino, perché stiamo parlando di poco meno della metà. E solo il 50% di quelli intervistati, di quelli che hanno fatto il questionario, solo il 50% usufruisce del consultorio. Appunto, come si vede da questa prima slide, è presente un consultorio nel tuo comune, è presente il sì soltanto il 67%, mentre scusa, ho sbagliato, era presente per il 67%, mentre è presente solo il 39%. Quindi abbiamo avuto un calo del 28% dei consultori presenti nella nostra provincia. Quindi questo è già un dato molto... ma infatti in questi anni c'è stato anche un disinvestimento nella prevenzione, nella promozione della salute, e quindi c'è stato anche uno spostamento verso le cure in ospedale, e quindi si è cercato, come risposta anche a carenze, alle risorse messe in sanità, come risposta è stata quella di potenziare magari gli ospedali cercando di ridurre quelli che erano i servizi nel territorio. Ecco, questo è stato quello che noi abbiamo riscontrato in questa prima domanda. Perché hai scelto di rivolgerti a un consultorio e per quale motivo? Vediamo la slide successiva e ci sono varie possibili risposte, teniamola ferma lì. Sì, varie risposte. Diciamo che questa, che coinvolge quel 50% di donne che si rivolgono al consultorio, si mette in evidenza che ci si rivolge al consultorio principalmente in quanto è comodo da raggiungere. E quindi è vicino a casa sostanzialmente. Quelli che hanno il consultorio dove è rimasto vicino a casa, ed è il 20% e 21%, trova accoglienza per il 16%, però ecco, ci sono diverse da dire, ecco, che in questa indagine abbiamo avuto diverse risposte, tra le quali anche ci sono servizi che danno risposte, danno informazione per la salute, c'è una buona risposta. Più risposte sa dare il consultorio, più è di appeal, quindi anche se c'è un supporto psicologico. Questo è interessante perché uno magari può fare capo al consultorio per avere un supporto. Bisogna dire, ecco, che il 32% e il 42% si rivolge per una visita ginecologica e il 42% per il pap test, quindi sono accessi che si hanno per la condizione femminile, quindi praticamente siccome noi ci siamo rivolti a un pubblico femminile nella nostra indagine. Tra i 60 e 80 anni? Tra i 60 e gli 80 anni. PAP test, però bisogna dire che dopo un certo momento, dopo i 65 anni non viene più fatto il PAP test, e quindi diciamo che chi supera i 65 anni fanno parte di quel 50% che non frequenta più il consultorio. Sì, anche perché poi il servizio psicologico, da vedere, però qua vedo che nella slide, la parte a destra, dice che una percentuale ricorre, appunto, 42% per il PAP test, quindi saranno tutte persone più giovani di 65, dai 60 e 65. E però anche per la menopausa, però diceva che non c'è il servizio adatto. È previsto nella legge, c'è un piccolo accenno a quello che sono i servizi per il post menopausa. Però non in tutti i servizi, non in tutti i consultori c'è una risposta in merito. Quindi dove c'è viene utilizzato. È sempre però legato per quei dai 60 ai 65 anni per
all'interno qua c'era una risposta multipla, quindi praticamente tante risposte sono state orientate anche al discorso della menopausa, però è da dire che rientra sul discorso visita ginecologica pap test, quindi la sfera femminile, quindi è un'indagine che si fa soprattutto a livello ginecologico. Ecco. Tralasciando quello che sono gli altri bisogni delle donne anziane. Sì, assolutamente. Non finisce la vita a 65 anni. Voi dite, cerchiamo di ampliare il range di azione. Perché non ti rivolge il consultorio? Altra slide, vediamola insieme, e qui abbiamo una percentuale molto molto alta, un 41%, che risponde semplicemente non conosco i servizi, ed è qua la ragione per cui bisogna un attimo fare una cultura, un'informazione, no? Ma non conosce, in questa slide infatti vediamo che il 41% non conosce i servizi, e un altro 12% è lontano da casa e quindi scomodo da raggiungere, e c'è anche un 17% che dice preferisco andare in ospedale, oppure a pagamento, il 28%, e il 7% non ci sono servizi per anziani. Da dire che questa slide coinvolge soprattutto quel 40% di persone, 50% di anziane che superano i 60 anni e quindi non trovano in questo contesto dei servizi che supera, ecco, la visita ginecologica e il pap test lo supera un anziano, specialmente dopo i 70 anni. Ci sarebbero degli altri bisogni più importanti, più evidenti, che una donna anziana vorrebbe trovare all'interno del consultorio. Ecco, questo soprattutto, però non si rivolge in quanto non conosce, perché non esistono, e quindi è difficile anche proporre quando non ci sono. Ma poi c'è anche un altro problema, magari se non sono persone che sono automunite, eccetera, raggiungere certi non è comodo. Non è proprio anche per la conformazione geografica del Polesine, che è una provincia lunga e stretta e servita anche malamente dal servizio pubblico, dal trasporto pubblico, e ci sono tanti anziani che vivono soli e quindi fanno fatica a raggiungere non solo l'ospedale, se il consultorio non è vicino a casa fanno fatica a raggiungerlo. Allora torniamo insieme tra poco, pubblicità, pochi secondi.